Nessuno sa la verità, ma Conan la scoprirà. Investigando con serietà, Conan procederà. Ha un intuito eccezionale, Conan è geniale. Cede a Goro la celebrità. Ora sappiamo che Conan troverà la soluzione senza alcuna esitazione. Il colpevole lo sa che non gli sfuggirà. Conan è il detective più famoso, dallo sguardo pensieroso per un dolce amore che lui solo sa che c'è. Conan, 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 Perché ci piace viaggiare, perché ci piace viaggiare. I mari Senta, non dottor ragazzo, per evitare che nascano dei problemi con Run, ci verranno. lei non potrebbe costruire un robot da usare nel caso di emergenza? Cioè, che tipo di robot? Un'automobile che somigli come una goccia d'acqua, un sosia a tutti gli effetti. Se fossi in grado di costruire un prototipo del genere, a quest'ora sarei miliardario. Già, forse ha ragione. Dal centro partono 5 sentieri. Il malvivente è di fronte a quello con la roccia a forma di uovo, mentre noi siamo qui, ecco. Perciò, dato che questo è cieco e non porta da nessuna parte, il sentiero del drago deve essere per forza uno degli altri 4. giusto. Il sentiero del drago? Drago? Ehi, aspettate solo un momento. La parola drago inizia con la lettera D. E allora? E la lettera D è la quarta lettera dell'alfabeto, no? Vuoi dire che quello giusto è il numero 4? Sì, esatto. Probabilmente è il quarto partendo dall'ingresso. È proprio quello in cui ci troviamo noi. Stai scherzando? Ora che ci penso, ho sentito Conan mormorare qualcosa mentre lo portavo sulle spalle. Cioè? Mi pare dicesse che c'erano 3 parole chiave: la lettera T, il drago e una pietra a forma di uovo. Si può sapere perché non ce l'hai detto prima, genio? Non parlarmi così! Davvero? Ne è sicuro? Sì, certo, non ci sono state complicanze. Il decorso di guarigione è normale. Il ragazzo si sta rimettendo in fretta. Penso che lo dimetteremo tra 2 o 3 giorni al massimo. Che bella notizia! Già. C'è solo una cosa. Dopo l'intervento il suo organismo si è indebolito e ora ha un'infiammazione del tratto respiratorio superiore. Un'infiammazione dove, scusi? Stia tranquilla, si tratta di un banale raffreddore.